Ecco, sì. Siamo in diretta. Adesso sembra proprio di sì che vada meglio. Ok, ci vedono bene. Voilà. Allora, cari amici, siamo di nuovo qui perché oggi abbiamo una novità. Esatto. Abbiamo una novità da farvi vedere, guarda Sì. un po'. C'è un bellissimo libro che non può mancare nella vostra biblioteca. Del vero esoterista, Del vero esoterista. cioè di quelli che non seguono noi praticamente. Perché noi... Alzalo un po', questo qua. Questo è un bellissimo romanzo. Edito da chi? La Venezia Edizioni, la collana Le Civette. L'autrice di questo testo è Alexandra David-Nel. Spero che la pronuncia sia veramente quella giusta, perché purtroppo io non me la cavo molto bene col francese. Comunque è andata all'università, gli mancavano 4 esami e era dottoressa. Ma non ho mai studiato francese. Allora, questa diciamo esploratrice di arti magiche esoteriche orientali ha scritto un testo veramente interessante in forma di romanzo, dove però non manca la spiegazione di alcune pratiche occulte tibetane molto importanti, molto belle, valide. Ovviamente sapete che la Hilde ama leggere, dunque lo leggeremo un po' per volta insieme, ma mi raccomando. Lo legge lei, non io. Io lo ascolto. Come tutti i testi esoterici, o comunque tutti i libri come tutti i libri di una certa importanza, è importante che lo abbiate, cioè fate questa spesa perché veramente ne vale la pena. Costa 19 euro. 19 euro, è un libro ben fatto, scorrevole, lo vedrete, lo vedremo insieme, almeno qualche estratto di sicuro. Ovviamente dobbiamo prima finire Taverner, dunque non mancate anche sul canale YouTube della Hilde, che proseguiremo le letture un po' alla volta. Arietto. Ecco, adesso volevo fare una domanda alla Hilde. Hilde, come ti trovi in questo periodo? È una domanda che ti devo fare. Mi trovo bene, un periodo positivo. Intanto abbiamo degli amici che salutano, che riesco a vedere, Vera, Sara, ciao, ne abbiamo visti altri salutarci, dunque vi ringraziamo sempre della vostra compagnia, di seguirci. Marietto, tu sei tagliato però, devo dire. Perché devo dimagrire, occupo metà spazio. Comunque, ovviamente un periodo positivo. Positivo, sì. A livello magico? A livello magico cresciamo. Ricordatevi che entrando nell'estate riceviamo anche una spinta occulta verso cioè se l'inverno è l'aspetto interiorizzante del nostro percorso spirituale, dunque ci porta davanti a noi stessi, l'estate è il periodo in cui ci prepariamo ad entrare, è al contrario un periodo di espansione e di manifestazione all'esterno di quello che abbiamo appreso. Dunque i semi si impiantano in inverno, i frutti si raccolgono in estate, dunque prepariamoci perché abbiamo seminato tanto in quest'inverno. Molti di voi dunque raccoglieranno, vedranno delle cose che a livello ciclico ovviamente dovremo continuare a preparare il terreno, continuare a seminare, perché così non ci si ferma mai. Pollice verde per la magia. Sì, continuiamo a lavorare, a pulirci. Abbiamo Beatrice anche che saluta, ciao Beatrice, ti vediamo perché abbiamo il sole contro, non è che si vede un granché. Non vediamo moltissimo. È stata una news così perché abbiamo appunto ricevuto questo bellissimo libro, un libro da bello. questa casa editrice e poi ne parleremo di uno nuovo anche che dovrebbe arrivare. Sì, arriverà poi in futuro, ma prima affronteremo un passo alla volta, prima questo, anche perché quello futuro che ci aspetta è di Dion Fortune, che abbiamo già imparato ad apprezzare con i segreti di Taverner, dottore dell'occulto, e dunque questo libro comunque uscirà soltanto fra settembre e ottobre, dunque lo vedremo poi insieme in anteprima. Intanto ma anche ragazzi, di quell'altro signore, quell'altro scrittore che ci ha contattato, che te lo manderà anche te. Sì, poi riceveremo sicuramente altri libri, vi suggeriremo nel percorso, saranno sicuramente, li sonderemo e li studieremo sempre tutti prima di proporveli. Sapete comunque sai, loro sanno che il nostro cavallo di battaglia è il Tusis. È il Tuis, sì. Il Tuis. Io ci aggiungo un S perché sono un brillante.
allarghiamo. Il Tuis ha scritto anche lui un gran bel libro, dunque ne parleremo, ne abbiamo già parlato. Bene, io direi che è tutto? Pensi sì, che è tutto? sì. Vi ringraziamo, vi ricordo domani sera siamo sul mio canale YouTube alle 21:30. Alle 21:30 siamo tutti e due insieme, dunque posso venire anch'io domani sera? certo, Domani sera devi, ci sarò anch'io a rompervi la devi. scatole, quindi preparatevi per un'altra maratona di 1 ora 10. Probabilmente faremo il record. ci sfiniremo. Esatto, quindi però cercate di venire in anticipo a fare le domande, perché se poi arrivate alla fine siamo stanchissimi, perché ieri sera eravamo esausti. Eravamo veramente stanchini, esatto. Quando abbiamo staccato per tutte queste scie energetiche non è facile. Esatto. Bene ragazzi, buon proseguimento, allora ci vediamo domani sera. Senti Topolino, sai come si spegne adesso il canale? Guarda un po'. Termina. Fammi un po' vedere. Ciao. Saluta. Aspetta, lo schiaccio io? Sì, Ciao a sì, tutti. ciao. Ciao. Chiuso?